con mister Roberto Piuzzi del Caldiero. Partiamo subito da una considerazione. Perdere al 90° fa male, mister? Ma fa male perché per quello che ho visto io in campo è stata una partita ben giocata da entrambe le formazioni. Probabilmente nel primo tempo meritavamo qualcosa di più noi, e nel momento in cui probabilmente abbiamo abbassato la guardia, che mancava un minuto alla fine, purtroppo siamo stati beffati perché bravi loro che ci hanno creduto. Non meritavamo di perdere. I ragazzi sono stati veramente bravi, hanno dato tutto quello che avevano e niente, si riparte. Per noi non cambia niente assolutamente, perché mancano 14 partite alla fine, e quando le cose sono difficili la cosa più bella è quello che mi hanno insegnato, è quella che bisogna stare uniti e ripartire. Diciamo che potete ripartire dai due pali, soprattutto da un grande primo tempo, i due pali, quello di Moresco e quello di Lovato se non erro, e quindi probabilmente il grande rammarico probabilmente è quello di non essere riusciti a sbloccare appunto la partita del primo tempo. Sì, sicuramente il primo tempo meritavamo probabilmente doppio vantaggio, non siamo stati bravi, dobbiamo accettare questa cosa, dobbiamo migliorare la fase offensiva e martedì si riparte più cattivi di prima. Bene, ringraziamo mister Piuzzi, gli facciamo in bocca al lupo che possa riprendersi subito sin da domenica prossima, e grazie ancora mister. Grazie a voi. Amici sportivi, siamo qui con Andrea Munaretto, difensore del Caldiero. Andrea, non è facile farti una domanda quando si perde una partita al 91°, però partiamo dalle cose positive. Avete fatto un grande primo tempo dove è mancato solo il gol. Certo, dispiace per come è finita la partita. È un periodo che non gira, però sono convinto che insieme al gruppo, con l'aiuto di tutti, ne verremo fuori. Infatti anche il mister l'ha detto, possono esserci dei periodi in cui la cosa non gira, però da martedì si riprende tutti uniti insieme. Martedì subito sotto, tutti insieme per un unico obiettivo. Bene, ringraziamo Andrea, gli facciamo in bocca al lupo per la partita e complimenti per comunque. Grazie.